Allora, voglio salutare tutti quelli che stanno seguendo la mia rubrica Desolina in cucina. Meglio cotto che crudo. Vi saluto e vi ringrazio per tutti i complimenti che mi fate, che sono molto contenta. Guarda, non me lo sarei mai aspettato da voi, tutto questo amore che mi lanciate. Oggi volevo fare questo piatto che mi ha insegnato mia nonna tanto tempo fa. Sono fagioli alla campidanese. Sono dei fagioli rossi che vengono, li vendono anche nei supermercati, un po' dappertutto questi fagioli rossi. Sono molto buoni perché quando li cucini questi fagioli si sciolgono e sono molto buoni. E allora è quasi cotto, eh? Guardate che cosa bella, guardate che cosa bella. Viene fatto con un ossobuco, si mette l'ossobuco in una casseruola, si fa soffriggere con un po' di aglio, cipolla, alla fine quando è soffritto, non molto, un po' di prezzemolo, l'olio buono, mi raccomando l'olio è molto importante, non fatevi fregare, l'olio deve essere olio d'oliva. Ai ai ai, è quasi pronto, E cosa vi volevo dire? L'altro giorno è venuta una mia amica, questa qui, quando eravamo ragazzine, ci avevano chiamato per andare alla Sartiglia per vestire Sugo Pomodori. Sugo Pomodori è il capocorsa, giovane, bello. Scusate, mi ero dimenticato di asciugarmi le mani, sono cose che succedono perché stavo parlando con voi. E ci avevano invitato per vestire su un pomodori. È una cosa molto importante perché ci ha chiamato il presidente della festa, di questa, come si chiama? Di questa giostra equestre, ci ha chiamato e ci ha preso a consulta. Ha detto: vi devo fare una domanda molto difficile. E gli ho detto: che domanda difficile deve fare? Perché qui dice chi veste su un pomodori deve essere una persona che non ha mai avuto, insomma, illibatta, cioè che non ha... E io ho detto: io non lo so. E mi ha detto: tu cosa ne sai? E ho detto: io guardi, non ne so niente. A meno che non sia venuto, che cosa so, lo Spirito Santo, ma io non so niente. E ho detto: piuttosto la mia amica, non lo so, lei è stata anche fidanzata, e quella ha detto: come ti permetti tu andare a dire che io sono fidanzata? E io ho detto: me l'hai detto tu che eri fidanzata? Che ti ho detto una bugia? Bugia, bugia. Altro che bugie, bisogna stare attenti. Intanto la cosa sta cuocendo, non mi sono dimenticata, perché è quasi cotto. Vi stavo dicendo, si fa questo soffritto, dopodiché si aggiunge l'acqua e si mettono i fagioli a cuocere. Però i fagioli, ricordatevi che la sera prima vanno messi a mollo, anche un pochettino della sera prima, più a lungo li lasciate più morbidi diventano, perché sennò ci vuole troppo tempo a cuocere, a meno che non lo fate poi con la pentola a pressione, dipende. Se lo fate con la pentola a pressione cuoce più in fretta, però i sapori non sono quelli. Guardate, qui c'è il pentolino, ne faccio poco perché io sono sola. E cosa me ne faccio? Un quintale per mangiare 3 giorni fagioli rossi? Così mi viene la faccia rossa rossa. Vi sto dicendo, molte volte si può mettere anche al posto dell'olio un po' di lardo, grasso animale si dice, che lo insaporisce un pochettino. Poi chi vuole un pochettino di pepe lo aggiunge, però non è importante questa cosa qua. Poi si mette a cuocere, ci vorrà circa un'ora e un quarto, poi voi lo seguite e alla fine ci potete mettere o la pasta
pasta corta o pasta, avanzi di pasta, tutta quella roba che si taglia, ce la metti in una busta perché cade a terra, poi quella che a terra, una volta che la metti a cuocere è tutto buono, ricordatevelo. Quindi poi mescoli tutto quanto. Quindi vi ringrazio per tutti quei cuoricini che mi lanciate, ve ne lancerei anche io, però più avanti già ve ne lancio di cuori, stelline, cuoricini, tutte queste cose qua. E vi stavo dicendo, oppure ci potete mettere al posto della pasta del riso, magari vi avanza del riso in bianco della sera prima, magari ce l'avete nel frigo conservato, le cose non si buttano, poi coi tempi che corrono, sentite i tempi correndo, li sentite? E niente, quindi siamo quasi pronti, siamo quasi pronti. Fai vedere? Che buona questa cosa qua. Che buona questa cosa qua, ma è buona a me. Guarda che buona che è. Guarda che buona che è. Guarda. Diventa tutto un impasto buono. Allora ci avviciniamo al tavolo. Eccolo qua. Qui c'è un gradino. Eccolo qua. Adesso vado a prendere il mestolo. E quindi vi stavo dicendo di questa cosa della Sartiglia. Il presidente della festa era preoccupato. Gli ho detto: guardi, per me io sono tranquilla. Lo vedete, qui abbiamo il riso in bianco, e aggiungiamo quello che vogliamo. Ci sono le patate dentro, guardate. Si mette così. Scegliete se volete anche un pezzettino di carne, c'è anche un pezzettino di carne. Eccolo qua. Guarda. Si può mangiare o col cucchiaio o con la forchetta. E tornando alla Sartiglia, hanno scoperto che questa qui è... Purtroppo era successo che, che l'avevano vista con uno e poi con un altro e non l'hanno fatta venire alla vestizione. L'abbiamo vestito io con la mia amica, un'altra amica che abitava a fianco di casa mia. Quella poverina non era mai uscita, dove la mettevi la trovavi. Brava, veramente una brava ragazza. E poi siamo andati anche a fare gli amaretti, i mostaccioli, i bianchetti, abbiamo fatto tutti i dolci per fare il carnevale della Sartiglia. Avevamo vestito su un pomodori, e su un pomodori, siccome le ragazzine eravamo io con la mia amica vergini, hanno preso la bellezza di 20 stelle quell'anno lì. Perché dice più vergini sono più stelle prendono, e quindi su un po' ne aveva preso 4, ne aveva preso una con su stocco e 3 con la spada. Che bravo che era. Attilio Sanna si chiamava a quei tempi, che bella che era la Sardigna. E cosa vi volevo dire? Qui la cosa è quasi pronta, la lasciamo raffreddare poco poco perché si assorbe il brodino, passa attraverso il riso, e questi si chiamano fagioli alla campidanese con la patata, con l'ossobuco. Ecco, io adesso lo assaggio, vediamo un po'. Ho visto l'immagine di mia nonna, una cosa incredibile, che buono! Mamma mia che roba buona, neanche dormo stanotte da questa cosa qua. Molto buono, ricordate, fagioli alla campidanese.
patate, ossobuco, un po' di cipolla, uno spicchietto d'aglio, eccetera eccetera. Vi saluto, ringrazio tutti gli Urgu fans per l'attenzione e a tutti auguro un buon appetito. Ciao, ciao a tutti, ciao.